Ma una cosa, devo guardare lì. Certo. No, professore, non ce la faccio a farlo per prima. Questo percorso secondo me mi ha trasmesso tante emozioni, anche perché soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo scoperto un nuovo modo, appunto. Mi è piaciuto molto registrare delle scene in teatro, anche perché, anche se il tema cinematografico, abbiamo mantenuto una scena del teatro. Evviva Napoli, Camore e Castagnella, ta fai una ballatella, ci stai senza magna. L'industria nostra è sempre buon umore, che sola panzio cuore, sappiamo coltivare. E conosci un maniera con la città, e chiedono poche bombe per fatica. Non mi trovo mancuno sola, e sì ci sta. Cosa va tempo solo? Qua certe Napoli è pinna dell'officina, arava da una cantina, ne parla tutta città. E mana d'opera è inutile. Guagliù! Ma che arrivanno a Pierrot, avimma fa per buone novità. Mo che arriviamo a Pierrot, avimma fa per buone novità. Sai Cammuine e sai che votta stasera a Maggiolino ci sarà? A dove di me sport e focaiuola, spam e ci muriamo mezza gente. Senza caccianarine manco solo, sti panzi nostri. Sanno a fa così. E dammi buttate pizze e tutte nenne belle, ecco che trommettella, la di manguita, e mentre scena fuori, t'amorretta a cavello, noi tutte saccadelle, la di mavolata, e dammi buttate pizze a tutte nenne belle, ecco che trommettella, la di manguita. Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo perché fin da piccola mi è sempre piaciuto il teatro e quindi mi ha fatto piacere, ma soprattutto il fatto che anche con il coronavirus siamo riusciti ad andare avanti, abbiamo provato un'altra tecnica di registrazione, mi è piaciuta tantissimo e sono veramente fiera della scelta che ho fatto. Voglio ringraziare il professore e tutte le persone che ci hanno aiutati e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è delle divise che ha pensato il professore e mi piacciono tantissimo. New York, mentre per parole se ne ieva cantando. Nada pianne caro, Naru, da me da base Nicole. Pigli e incontrai nanen. Belli bouquet, rosero mese maggio. E guardando sparuto, chi l'occhio nera la ricetta. Ci vanno solamente si curvino a capo l'acqua vita. Essa, aggraziata e tonna, pata nella novella, che proprio. Frariero, l'occolera. Essa, E tengo nere mulignana. essa, la rispondetta. Tenga fame che schiatto di cane. Chiana, cucinatello, chiano. Che non è se disturbai. Oh, si trova il vecchio prena. E dicevo panzarotta. Domani è 7 o caccellotto. S'abbracciai, sa strignetta. Maron, papà! Nani, rammo va. Mi metti in scuola. Ci sta agendo. E che la gente viene a Pierrot. E penso dove a noi. E poi c'è sta mamma che ci pare che corre l'occhio. Ish, mamma ti si tiene a posto. Uè, sta tesoro sta a posto. Mamma, vedi sto torta vera. Ha fatto scorrere tutto il roglio e mulignano coppa a festa. Vattene. Nanni. Vattene. Nanni. Vattene.
fortunata per aver partecipato a questo percorso perché è stato innovativo e alternativo nonostante il periodo Covid. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato e che ci hanno sostenuti. È un percorso che ci ha segnato e che ci servirà. Ci ha fatto imparare molte cose nuove ed è stata un'esperienza importante. Donna Annunziata, Don Gennarino che dice? E che dici? Non dici mai niente. Oh, vero. Solo che per la lingua. Certo che non mo così ti ci volessi. Mica so buono e caro. Dunque una cusarella sorda mano gente. Senza interesse. O 60%. Pazzi dosa, senza interesse. E beh, dopo che faccio questo piacere, Gesù, non dosso che ne pagamenti. Io posso una signora, che già fa. Posso mescere la competitività. No, quando mai? Voi non vi potete abbassare a certi livelli. L'uomo c'è stesso. Bello, non è, ma a me mi piace assai. A te ti piace per te? Ma che me ne importa a me? Ui. Parlando di Gesù, sta spozzato chiappa. Don Gennarino sta venendo proprio a questa parte. Forzatella! Che è? A ricetta la roba e dire dove ia. È lasciato pazzo donna Annunziata. Allora vorrei iniziare sicuramente ringraziando il professor Armando e la professoressa Di Girolamo e ovviamente tutti i collaboratori di Armando, i tecnici delle luci e ovviamente tutti i costumisti. Va bene. E sinceramente è stato molto divertente e molto bello, soprattutto perché è stato del tutto diverso dagli anni precedenti. E quindi... Oh caffettiere, caffè, sigre, sigarette, rumbeane, cassa, Leopoldo Coletto, io cumman, oh caffettiere. Può dispiacere doi ma imbriagazza. La cacciaino per me sta canzone. Uè, donna Margherita, come state? Un poco meglio. Ma posso offrire una tazzulella di caffè? No, grazie, non mi mettete in cerimonie. Allora potessi offrire una bella presa aranza. No, l'anno mi riscaldo. Allora vi verso un po' di caffè. Donna Margherita, ma avete avuto più notizie di un Peppiniere? E che saccio? Sa da fare cose con direttissimo, un anno e mezzo e sto direttissimo non arriva mai. Starà facendo un po' che ritardo. E a dove andare tra le merci pavi? Ma perché l'arrestai? Se pigliano crocevista a gente in un'apoteca. Guardate, per essere troppo cattolico mi mandano in galera. È inutile, non c'è più religione. Lo può mai dire che sta facendo tardi. Grazie per il caffè, era veramente buono. Donna Margherita, Donna Margherita, Donna Margherita, è solo! Eppure stavolta mi ha fatto. E mo sai che faccio? Me ne vado proprio a casa. Tanto sai come si dice. O buongiorno svero un mattino. E una mattina meglio che questo. Un po' di uovo schiarato. Caffè, sigre, sigarette, rumbeane. Cassa, Leopoldo Coletto, caffè. Questo percorso è stato molto educativo e formativo e ci ha aiutato anche a scoprire una nuova tecnica di registrazione oltre al teatro, ci ha aiutato a scoprire la cinematografia. Mi è piaciuto molto recitare queste scene. E mentre insieme sono d'amore e caccavello noi tutte sappiamo. Stai accorto, sta scala? E che stiamo in prima linea? Ma non sai che noi proprio che tu stiamo esposti a un continuo pericolo?
ieri proprio ad Alzano, un compagno mio. È morto. Il non aveva sagli in coppa all'anno, da benedetta Maronna. Non era cosa che l'aspettava. E caretto? Ro terzo piano. E che si è fatto? Un miracolo! È caduto in coppa a 2 montone puzzolano. E si è salvato? Ah, tu, è caduto una tavola. E isso stava sotto? Allora stava la coppa. Poi si è scansato, ha fatto uno zoom e a fianco c'è una Diana che la cava scava un leva. È caduto in da cavicio? La scava al capo. E il Ruciuliano per terra e aiuta a finire vicino a Lusicchia. E che si è fatto? Si è fatta una peppa d'aracqua. E questo è tutto. Ma che sei una fessaria? Pure i caretta coppa a scala. E non ti facesse niente. Ma rettano 4 punti. Ah, tu, un capo. No, vicino Cazzone. La mia polazza. Questo progetto di certo segnerà nella mia vita, anche perché è il primo anno che l'ho fatto e mi sono sentita da subito parte integrante. Ce l'abbiamo fatta perché siamo qui, abbiamo registrato, abbiamo fatto una sorta di nostro film, come lo chiamo io. E devo ringraziare subito il prof Armando Chartier, la professoressa del Girolamo e le varie persone che ci hanno sostenuto dietro le quinte. Per me va bene, ma dove andiamo? Ci vogliamo vestire uguali? Ma anche diverso. Vabbè, qualcosa ci pensiamo dopo. Ma voi l'avete lavato Andiamo, belli figliuoli, che comincia a faticare buon'ora, sta a metà dell'opera. Mamma, ma tu pensi sempre a fatica? Come? E avrà ragione Rosina, calmatevi un poco. Non c'era pressa, che stamattina tenemmo a lavare poco il lenzuola. E che genere faticato, Nita. Ja, ma come? Faceteci fare 4 chiacchiere tra noi figlioli. E che sto piace fa? Solo un giuciulià. Rosina, allora l'hai trovata innamorata? Ah, che mamma ogni innamorata che la porta ci trovano un difetto. Ma insomma, volete faticare? E parlare sempre innamorata? Ma sta per un anno a questa figlia mia. Perché, come? Non le diamo un buon consiglio? Assai, come quando portassimo ambasciatore Scarpariella. A mamma non le piaceva solo la chianiella. E perché, come? Non era buona per figlia vostra? Ma quando mai chi le teneva sempre un martello e a suglia in mano. E non si è mai lavata fantasia, povera che la figlia mia. Come è scopatore? Manca per piacere. Ma qua scopatore è scopatore. Chi le teneva sempre a scopo in mano. E una parola portanata. E non è oggi né di mano. Ha lavata fantasia, povera che la figlia mia. Mamma, e allora recitami una cosa. Perché non mi facesse panzura con cucchiere? Uè, ma tu che dici, figlia mia? Arrasto sia. Chiglio peggio di tutto quanto. O cucchiere tiene sempre a mazza e a frusta in mano. E una parola portanata. E non è oggi né di mano. Ha la vuota fantasia. Povera che la figlia mia. Se, sfuttita, qui sfuttita. Capo figlia mangiava un buono giovane. Che pure se non è bella. Ah, va bene veramente. Brava, proprio così. E muovere in mente muovere questo lenzuolo. Uffa. Umaro capelluso, umaro capelluso, Natale tanto neno, cago pensiero se secco, camartellati dici, e stavo da risorgere. È stato pure molto divertente le video lezioni da computer, cioè che ci potevamo vedere. Grazie e ciao a tutti. Mammero Carmano, chissà dove chiudo questo. E mo io sento a marito stasera. Signor, non avete perso figlio vostro? O Chiattolino! O Ricciolino! Chi lo va a peluccia messaggero? Signor, io non l'ho visto proprio! Buon zitto sangue! È stata davvero una bella esperienza quest'anno, ancora di più degli altri anni.
soprattutto tenendo presente il periodo che abbiamo purtroppo affrontato e con grande gioia, possiamo dire, superato. Voglio ringraziare la prof di Girolamo Rosa, ringrazio le famiglie di questi splendidi allievi, voglio ringraziare il dirigente scolastico della scuola Mauro Leone, ringrazio soprattutto questi miei splendidi allievi che vado a presentare: Carla, Vincenzo, Giulia, Maria Luisa, Francesca, Giulia e Simona. Mancano stamattina Cristiano e Domenico. Un abbraccio forte, grazie a tutti quanti voi, buon divertimento e ci vediamo l'anno prossimo. Evviva Napoli, Cannore e Castagnella, da fai una ballatella, ci stai senza mangià. L'industria nostra è sempre buon umore, che sola panzio cuore sappiamo coltivare. E tu non c'è maniera non fa città, e chiedono poche bombe per fatica. Non mi trovo mancuno sola, e sì c'è sta. Cosa va a sola? Qua certe Napoli è vinna dall'officina, arava da una cantina, ne parla tutta città. E mana d'opera è inutile a parlarne, solo agliune e carne ci fanno bravata. E tu ti vuoi rompere in da città, non te una sarmi figlia da sfamà, per faticare a tenere la moglie, perché così no, non schiario la sera. Viva Napoli, terra con canto e suono, si fa un'esportazione, si tratta e robe cantà. È puro popolo, e chi ne faccia all'era, gente franca e sincera, senza malignità. E trova tutto il mondo da città, catena sti meraviglie che stanno qua. Senza sorte tenimmo cuore, che sa da fa. Da fa solo amore, e chi sta in Napoli catena canta e suona, non mangia per fare canzone, non dorme per se cantare.